Al fianco dei nipoti dell'eroe dei due mondi c'erano anche 70 emigrati sardi nella Legione Garibaldina che insieme ad oltre 2000 italiani nel 1914 difesero la Francia dall'attacco tedesco. Una verità di cui non parlano i libri di storia, ma ben evidente nella mostra itinerante realizzata dal Circolo Culturale Sardo Sunuraghi di Biella, che in questi giorni ha fatto tappa a Tula. Si storia sus emigrantes italianos in Francia, che già in 1914 hanno incominciato a guerrare per l'Italia e per questa Europa che teníamos come non è raccontata. Tra i legionari sardi anche due giornalisti, Ernesto Butta di Sassari e il cagliaritano Augusto Alziator. Andarono nella Legione Garibaldina proprio con la purezza di quegli anni, perché erano ragazzi di 25 anni. Un percorso della memoria completato dalla mostra La guerra a fuoco, immagini, documenti, oggetti di grande valore storico dei campi di battaglia, curata dal Club Modellismo Storico di Cagliari e dal Comitato Sardo Grande Guerra.